Le indagini sarebbero partite già alcune settimane fa. La Procura di Padova ha aperto un'inchiesta per verificare se i test rapidi per il Covid siano affidabili, ovvero se siano in grado di rispettare le prestazioni diagnostiche promesse dalle aziende farmaceutiche. Un'indagine riservata di cui trapela pochissimo. Pare che il pubblico ministero stia procedendo sull'ipotesi di frode in pubbliche forniture. La notizia dell'indagine della Procura di Padova è emersa dopo il caso sollevato dalla trasmissione Report, che parlava di uno studio condotto dal professore Andrea Crisanti sulla poca affidabilità dei test antigenici rapidi largamente utilizzati dalla Regione Veneto durante la seconda ondata della pandemia di Covid. La polemica tra il direttore della microbiologia dell'azienda ospedaliera, che sarebbe già stato ascoltato in procura, e la regione dura da mesi, ma ora sembra essere definitivamente passata alle vie legali. I test rapidi possono aver dato una percentuale di falsi negativi più alta di quella promessa, favorendo così la circolazione di soggetti positivi al virus. Questa è l'ipotesi da verificare.